L'unico problema loro è che ci destabilizziamo l'economia, i buoni del tesoro che hanno in mano in tutto il mondo, fino in Australia. Quindi basta che non gli rompiamo le scatole sul piano finanziario, tutto il resto. E quindi ci arrivano messaggi di rigore, ho capito, e quindi noi dobbiamo dire ma, ma non ci possiamo fermare lì. Quindi dobbiamo dire, siamo consapevoli non solo di tenere a posto i conti, ma anche di dover fare delle riforme. Qui arrivo al punto, no, che avete detto, avete sollevato, ma insomma, io cos'è che io sono la premessa, noi Partito Democratico 6 mesi fa abbiamo detto prima di tutto l'Italia, prendiamo l'interesse di partito, lo mettiamo lì un attimo e pensiamo a sto paese. Questa rimane la nostra ispirazione, anche se ci mettiamo in una situazione scomoda, perché ci mettiamo e ci metteremo in una situazione scomoda, però un grande partito deve, secondo me, ragionare così, e quindi noi siamo così, anche adesso, anche domani, anche fra le settimane, anche fra i prossimi mesi, perché se no non avremmo fatto quella scelta, quindi non si può dubitare di questo. Quindi noi in modo positivo cerchiamo di interloquire. Allora, fiducia. Ci vuole la fiducia internazionale, ci vuole la fiducia interna. No? Perché se manca una delle due non arrivi. Ci vuole la fiducia internazionale e la fiducia interna. Perché se la fiducia internazionale noi immaginiamo che possa venire da un grande conflitto interno che fa vedere come si va giù duro, così si riduce lo spread, se fosse così la Grecia avrebbe spread zero. No? Ecco, avrebbe spread zero la Grecia. E anche adesso comincia la Spagna, avrebbe spread zero. Non funziona così. Funziona che effettivamente devi dar fiducia, aver fiducia all'interno e dimostrare che il Paese assieme si mette in un cammino convinto di riforme. Benissimo, allora, secondo me, non è che è una critica, ma il mondo cosa ci ha detto fin qui? Ci ha detto che dovevamo pensioni mica per le scelte antiche, una spesa pensionistica incomparabilmente più alta di quella europea, pochissimi sistemi universalistici, molto bassi, e regole del mercato del lavoro da correggere, da migliorare. Allora io dico, glielo diciamo nell'insieme, no? Cosa vogliamo fare? Abbiamo fatto una riforma delle pensioni. Nessuno poteva sognarsela. Il giorno che è venuta fuori la riforma, io c'avevo Hollande e non ci credevano. Dice, ma sarà una cosa poi in Parlamento, non ci credevano, perché una riforma così non l'ha fatta nessuno e neanche l'ha pensata nessuno, pur con dei difetti di assenza di gradualità e con un buco, che è quello lì, che si riverbera poi sulle regole del mercato del lavoro. E il buco è quello del meccanismo di pensionamento che è stato messo in forma rigida, che lascia, diciamo, delle possibili zone vuote oltre i 55 anni dove non hai né lavoro, né ammortizzatori né pensione. Nessuno in Europa è messo così, quindi credo che gli imprenditori riconosceranno, non può esistere una cosa così, a regime, via. Anche qui, siccome siamo un po' tecnici anche noi, a furia di fare, noi avevamo suggerito come PD un altro modello, che sull'uscita dava un meccanismo di flessibilità nell'età d'uscita e livello pensionistico, immaginando che questo potesse essere facilmente agganciato a meccanismi eventuali anche di parziali ammortizzatori, che potevano perfino essere concordati con le aziende, eccetera, eccetera, che potesse consentire un ricambio che ci vuole, lo riconoscono tutti, dentro il sistema delle imprese senza, diciamo, creare dei drammi. Non siamo stati ascoltati. Abbiamo votato perché, eccetera, ma non siamo stati ascoltati e adesso arriva.
arriva quel problema lì, che si collega anche poi all'altro problema. È vero che l'articolo 18, benedetto articolo 18, viene esercitato, le cose eccetera, in un numero rilevante. Sì, è così. Perché? Perché è talmente rigido che, no? Noi abbiamo gestito questa società qui, la concertazione eccetera, dal punto di vista del collettivo, no? Voi andate in Spagna, me l'ha raccontato un imprenditore l'altro giorno, andate in Spagna, provate a chiudere un'azienda in Spagna. Cosa devi fare per chiudere un'azienda? Per esempio in Catalogna c'ha 300 dipendenti, devi pagargli un mese per dipendente, per ciascun dipendente da quando lui ha cominciato, come fossero licenziamenti individuali. Oppure devi trovare un imprenditore che invece di fare calze faccia pur gelati, ma che prende tutti con la stessa cosa. Se no, allora, mentre adesso quelli là liberalizzano quelli individuali. Ma noi come ragioniamo? Io quando mi impunto su un tema, attenzione a non fare andare l'acqua verso, perché l'acqua va in basso, quindi l'acqua va in basso, tu vai verso un meccanismo di licenziamenti individuali dove c'è la monetizzazione, anche in presenza anche in assenza di giusta causa, e quindi perdi dei meccanismi di governo collettivo di questi passaggi, tipo per esempio il buco che c'è sulla mobilità, e come lo governa il sistema? Cioè noi senza accorgercene, passetto per passetto, diciamo andiamo un po' via dall'Europa e assomigliamo un po' di più agli Stati Uniti. Io non credo che sia la strada. Allora, secondo me la nostra proposta non è che stiamo fermi, cambiamo. Ma come cambiamo? Cambiamo il sistema pensionistico. Il 10% di quel che risparmiamo nel sistema pensionistico lo mettiamo in ammortizzatori universalistici, benissimo, ci sono cose nuove, eccetera, eccetera. Sulle regole del mercato del lavoro noi assomigliamo, le cambiamo, compreso il 18 così come è scritto, e lo portiamo a somigliare alla Germania. Siamo un grande paese manifatturiero, voi a 600 anni, qualcun altro a 700, eccetera, abbiamo sempre fatto un mestiere in Italia, trasformare materie prime che non avevamo. Siamo dei manifatturieri, poi i servizi collegati, lascia stare, ma è questo, no? Allora, noi con chi ragioniamo, con chi lavoriamo, a chi dobbiamo somigliare? Io dico che ci sarà, man mano che si apre il mercato europeo, eccetera, il nostro collegamento con l'Europa continentale, con l'Italia, eccetera. Cioè, alla fine le nostre esportazioni sono il 50% in Europa, le esportazioni della Germania sono il 54% in Europa. Di che cosa stiamo parlando? Chi può investire da noi, non in finanza, in industria, è la Germania, no? Cioè la Germania, mi hanno obiettato qualcuno anche di molto autorevole, ci sono anche gli anglosassoni, sì, però la Ducati la sta comprando l'Audi, Ecco. E mi piacerebbe che, mentre noi, se dobbiamo somigliare a qualcuno e non inventarci regole fuori dal codice, cerchiamo di somigliarci qua, dovremmo vivere assieme. È un cambiamento rispetto alle norme attuali. Perché dobbiamo drammatizzare? Perché dobbiamo andarci a inventare? Io non ho capito questo. Non andiamoci a inventare, troviamo una soluzione di cambiamento ragionevole. E non accendiamo delle micce, perché è quello che abbiamo detto tutti, io ne sono straconvinto. La cosa che abbiamo bene bisogno adesso è di accendere delle micce inutili, ma non abbiamo bisogno di questa cosa qui. Adesso Variati lo diceva all'inizio, sono d'accordissimo. Cioè noi guai a noi se adesso, quindi io sono, e dico quel che mi ha chiesto il sindaco, rispondo, io sono quelle norme per approvarle, discuterle, prima che si può. Non ho visto anche questa, sono tutte le norme che sono arrivate al governo, la liberalizzazione, i salvi Italia, il Parlamento le ha discusse, sono pronto a tenere i tempi di un decreto, non si è fatto un decreto perché non si poteva fare, anche se fosse parlato di noccioline, invece che di lavoro, perché non è tutti i giorni puoi fare un decreto una fiducia, e poi a un certo punto le istituzioni hanno le loro logiche, però i tempi possono essere quelli, benissimo.
se è sempre cambiato qualcosa, e lì bisogna dare un'occhiata. E guardate, non è solo la telecomunicazione, ci sono tante cose, ci sono tante cose buone, ma anche nelle cose buone ci sono delle cose da aggiustare, intendiamoci bene. Per adesso non se ne parla, ma io lo dico anche agli imprenditori, se tu fai pagare 5 punti in più di contributi al parasubordinato, sic et simpliciter, siccome l'acqua va in basso, quello si trova con 5 punti in meno di salario, cioè se non stiamo attenti un attimino, cerchiamo anche di capirci. Cioè, ci sono tante cose da guardare, probabilmente lamentano le piccole imprese in alcune norme, anche se non le abbiamo ancora viste le norme, abbiamo visto i documenti, le norme devono ancora uscire, quindi tutto quel che dico è sotto sospensione. Però un qualche eccesso di burocrazia nel meccanismo della cosa effettivamente c'è, cosa che ha lamentato le imprese. Quindi noi dobbiamo serenamente metterci a lavorare e portarla a casa questa cosa qui, per poterci mettere a lavorare su delle altre cose, perché ho capito che è molto importante il mercato del lavoro, eccetera, ma noi, per esempio, avete detto una cosa che dal punto di vista della competitività del sistema vale molto di più, la giustizia e la giustizia civile. Ma scusate, noi, io lo dicevo l'altro giorno, abbiamo fatto una giornata di tutti i giuristi, tutte le nostre consulte della giustizia, noi siamo, a giudizio delle classifiche internazionali sulla giustizia civile, al 156esimo posto per i tempi. Io non conosco un'altra classifica, saremo messi male, ma al 156esimo posto noi ci siamo solo per la giustizia civile. Allora anche un cinese o un giapponese che sfoglia queste statistiche del Fondo Monetario e dice giustizia civile 156esimo posto, per avere un pagamento, poi passare 3 anni, ma chi glielo fa fare? Io non ho mai visto scappare qualcuno per l'articolo 18, non l'ho mai visto. Io ho visto un sacco di gente scappare, che ho fatto quel mestiere lì, quindi scappare per questioni, a volte si chiamano burocrazia, qualche volta è il tema di un territorio molto denso, perché è facile piazzare un rigassificatore, poi va fatto, in Italia sono d'accordissimo, però non è che tu ti metti nel deserto del Sahara, fai degli impianti micidiali, puoi fare quel che vuoi, in Italia sei sempre lì vicino a qualcosa, quindi poi chiamiamola burocrazia, ma questo ha allontanato molti investitori e il tema della giustizia, poco da fare. Quindi, per esempio, questa è una riforma da abbordare con assoluta urgenza, anche in modo drastico e transitorio sulla giustizia civile bisogna dare qualche segnale, soprattutto perché quello là onorario, se non trovavi, hai scherzato naturalmente, ma se non trovavi qualcuno, diciamo così, che era convincente perché aveva una parlata convincente, quello perché ti dice non ti pago? Va dal giudice, si mette anche a ridere, va dal giudice e quindi non c'è più fiducia nell'impresa, non può funzionare più niente. Sulle norme del lavoro, dimenticavo, c'è anche questo tema delle politiche attive, che purtroppo lì c'è solo, almeno se non ci hanno aggiunto qualcosa, c'è solo un titolo e bisogna. Poi bisogna parlare, vado a chiudere, bisogna parlare un po' di come noi diamo un po' di lavoro, cioè dentro alle strettoie che ho detto che abbiamo, che non vanno negate, però qualcosa si può fare. Perché per arginare un po' la recessione, perché la recessione c'è quest'anno, sarà anche abbastanza pesante, invertirla non è nelle nostre possibilità, perché adesso arriveranno, perché le decisioni di risanamento arrivano, sono sempre quelle là, non è che, cioè dice aumenta l'IVA, no, aumenta l'IVA, l'avevamo scritto al tempo del governo precedente che aumentava l'IVA, adesso questi si trovano di fronte a che i conti tornano se aumenti l'IVA. Allora, come si può muovere qualcosa? Primo punto, questo dei pagamenti. Perché se è vero quel che dicevo prima, nessuno si fida di nessuno, l'unico soggetto, l'unico che può innescare un minimo di meccanismo di fiducia e liquidità è lo Stato. Perché adesso poi martelliamo pure le banche, è giusto, devono fare di più, si può fare di più, è giusto. Però se è come dicevo, alla fine chi deve dare